Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Domani il Capo dello Stato tornerà in regione, sarà a Trieste per il passaggio di proprietà del Narod Midon e per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università. Mattarella era già stato in Friuli Venezia Giulia, in particolare ad Aquileia a novembre per il centenario del Milite Ignoto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà nuovamente in Friuli Venezia Giulia lunedì. Parteciperà alle 11 alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trieste. Prima però si recherà in prefettura per la firma del contratto di trasferimento della proprietà a titolo gratuito dell'edificio Narod Midon dell'Ateneo del Capoluogo Giuliano alla Fondazione Narod Midon. Il passaggio della proprietà con la restituzione dell'edificio alla comunità slovena rappresenta il compimento di un percorso iniziato il 13 luglio 2020 con la visita in città dei presidenti italiano e sloveno Sergio Mattarella e Borut Pahor, che siglarono il relativo protocollo d'intesa. L'appuntamento nel Palazzo del Governo in Piazza Unità è per le 10:15, quindi il Capo dello Stato si sposterà all'Università per la cerimonia che inizierà alle 11 in Aula Magna. Il Presidente della Repubblica torna in Friuli Venezia Giulia, dove era stato l'ultima volta lo scorso 3 novembre, quando aveva raggiunto Aquileia in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all'altare della patria. Con il suo omologo Pahor, Mattarella aveva anche partecipato il 21 ottobre alle celebrazioni per la nomina a Capitale Europea 2025 di Gorizia e Nova Gorica. Continuano le proteste dei sindacati, la UIL denuncia come dipendenti dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale che lavorano su 3 turni non vengono pagate le indennità maggiorate e invoca l'intervento dell'assessore regionale Riccardi. Buste paga più leggere al personale della sanità pubblica che lavora sui 3 turni, una situazione che si sta facendo sempre più dura per i dipendenti dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale che attraverso le sigle sindacali da tempo stanno portando avanti una battaglia nei confronti della direzione generale. Il personale, già ridotto all'osso e costretto spesso a straordinari non retribuiti, chiede un immediato cambio di rotta. I lavoratori hanno usato senso di responsabilità in questo periodo di grave crisi sanitaria, i dipendenti hanno dato l'anima e adesso si vedono ridotte le buste paghe. Questo è un comportamento inaccettabile. Io chiedo a tutti i lavoratori di continuare a credere in questa lotta sindacale. Le sigle sindacali sono tutte unite per chiedere che venga ristabilito questa maggiorazione all'indennità di turno. E c'è chi però ha già rassegnato le dimissioni, altri operatori sarebbero pronti a darle. Questo angolo del Friuli si sente abbandonato. Questo angolo del Friuli chiede all'assessore regionale alla sanità di intervenire, di far visita e di ringraziare i colleghi che lavorano e che continuano a prestare il loro servizio in maniera eccellente. Ed ora i dati della pandemia con 803 nuove positività e 4 decessi di persone tra i 92 e gli 83 anni. Su 1869 tamponi molecolari sono stati rilevati 204 nuovi contagi con una percentuale di positività del 10,91%, 4.452 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 599 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 128, in isolamento 22.697 persone. Siamo alla cronaca, anche oggi nessuna traccia dell'uomo scomparso a Taipana sul sentiero naturalistico Zisilin. Si sta attendendo che l'ultima squadra completi il percorso affidato entro un paio di ore per chiudere la 5ª giornata di ricerche senza risultati. Impegnate sul campo 47 persone dei vari corpi, anche oggi accanto al soccorso alpino e speleologico c'erano i vigili del fuoco, guardia di finanza, unità cinofila della protezione civile. Quest'ultima ha fornito nuovamente l'elicottero che ha sorvolato il territorio dall'alto per 1 ora e 45 minuti, ripassando certe zone sulle quali si è ritenuto di fare più verifiche. Il fatto che l'udinese scomparso indossasse degli abiti poco sgargianti e avesse uno zaino nero è sicuramente un fattore che rende più complicato l'avvistamento su un terreno molto tormentato con buche e vegetazione fitta. Oggi si è comunque perlustrata a tappeto una porzione di territorio di 100 ettari che si aggiungono ai 125 battuti ieri. Da domani le ricerche rallenteranno ma non verranno sospese del tutto, continueranno in forma ridotta senza il dispiegamento di forze così ampio e sistematico delle 5 giornate trascorse.
Furto di attrezzatura agricola nel punto vendita della ditta Pivotti Agemona del Friuli, della seconda volta in meno di una settimana. I ladri infatti, dopo il colpo messo a segno tra il 22 e il 23 marzo, in cui avevano rubato 6 macchinari, sono tornati questa volta nella filiale di Via Taboga nella notte tra il 26 e il 27 marzo. Questa volta a sperire una decina tra attrezzi di vario genere e macchinari agricoli per un valore che ammonta a una decina di migliaia di euro. Si è tenuta oggi nel Centro Culturale delle Grazie a Udine l'assemblea dei soci della Filologica Friulana. È stata l'occasione per fare il bilancio e delle attività finanziarie, ma anche delle attività realizzate nello scorso anno. Diverse le iniziative editoriali, formative e promozionali che la Filologica Friulana è riuscita a portare avanti anche nelle annate segnate dalla pandemia. Per il futuro sono in cantiere progetti culturali con l'obiettivo di implementare l'opera di studio e valorizzazione di ogni aspetto dell'identità della terra friulana. Quello di quest'anno è un momento in cui vediamo la ripartenza finalmente dopo 2 anni difficili. Ciononostante bisogna dire che anche in questi 2 anni l'attività della Società Filologica Friulana è molto cresciuta, perché eravamo pronti per fornire quei contenuti culturali, quegli approfondimenti, quei momenti di riflessione sull'identità friulana attraverso altri strumenti. Esempio, la Settimana delle Culture Furlane che abbiamo vissuto in questi 2 anni nella duplice versione, insomma, tra alcune cose abbiamo fatto in presenza e alcune cose abbiamo fatto sulla piattaforma. E così questo sarà anche l'auspicio per la prossima Settimana delle Culture Furlane che abbiamo dal 5 al 15 maggio. Ci vedrà questa dimensione, la dimensione reale, quindi della presenza, quindi della partecipazione della gente, e in questa dimensione in rete virtuale, digitale, tecnologica. L'Istat rifà i conti sul mercato del lavoro rivedendo a ribasso in base ai nuovi criteri di rilevazione applicati a partire dal 2021 i precedenti dati e in particolare quelli relativi al 2020, anno nel quale prima della revisione dei criteri in Regione era stato addirittura rilevato un sensibile incremento degli occupati nonostante la pandemia. I dati del 2021, le nuove serie storiche 2018-2021 elaborate e pubblicate sul sito della CGIL Friuli Venezia Giulia evidenziano un numero più basso di occupati rispetto ai precedenti. Se per il 2018 e il 2019 le medie annuali scendono rispettivamente a 507.100 e 508.100 occupati, oltre 3.000 in meno rispetto alle precedenti rilevazioni, nel 2020 la riduzione è ancora più consistente. Se la precedente media annuale era di 513.600 occupati, con i nuovi criteri si è scesi a 506.200. Cerimonia in ricordo dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. L'evento commemorativo si è tenuto a Muris di Ragogna, nei pressi del monumento ai caduti sul fronte greco-albanese. Sono 80 anni che noi non vediamo guerre. Sono loro che ci hanno detto che le guerre ovviamente portano solo disastri. Non vince nessuno, il vincitore o chi perde, tutti hanno perso. E quindi io credo che dedicare questo momento anche alle vittime innocenti dell'Ucraina sia doveroso. Ma oggi è una bella giornata che deve essere memore o a ricordo di tutti quanti, appunto per pensare che le guerre, ripeto, non servono a nessuno. Il dialogo credo che sia la cosa migliore da fare, da dire, per potersi riconciliare, per poter cercare un accordo, per poter far sì che si possa andare avanti in comunità, tutti assieme. Nella giornata mondiale del teatro, il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Giovanni Nistri, fa un bilancio dell'anno e auspica un ritorno alla normalità per questo finale di stagione. Le aspettative sono di ritrovare piano piano, non sarà una cosa immediata purtroppo, ma una normalità che consenta di rimettere anche questa forma di cultura, una delle forme più antiche forse di cultura ma anche più interessanti, nelle abitudini che ognuno di noi ha. Abbiamo voluto proporre una stagione normale come per i tempi normali, proprio per aiutare tutti noi che abbiamo dovuto subire questa pandemia che sta durando da molto tempo a riprendere anche un po' la capacità di una normalità anche con la vita culturale. In
questo periodo, diciamo che soprattutto da gennaio a oggi abbiamo avuto una concentrazione di spettacoli e forse il culmine è stata l'opera lirica Le nozze di Figaro, che è la prima produzione lirica che è fatta direttamente dal Teatro Giovanni da Udine e che è andata molto bene, ha avuto un successo di critica unanime e che quindi ci sta aiutando a pensare a una programmazione futura anche di altre opere liriche. Oltre a questo naturalmente continuano le ospitalità delle opere, dei concerti e delle opere di prosa. Nella chiesa di San Martino a Bertiolo sono emersi degli affreschi preziosi del 1535. Servono oltre 100.000 euro per riportare l'opera ai colori originali. Sindaco Viscardis, dentro questa chiesa, la chiesa di San Martino, c'è qualcosa che va visitato? Sì, va visitato, sono gli affreschi, sono degli affreschi che sono stati portati alla luce da circa 2 anni grazie a un lavoro certosino di restauratrici e grazie chiaramente all'aiuto della Regione e della Fondazione Friuli, e sono affreschi del 1535, c'è una data. Non si sa ancora chi sono gli autori, però c'è un lavoro da parte della parrocchia proprio di ricerca in questi tempi negli archivi per scoprirlo. Diciamo, siamo nell'ambito della festa del vino, il rumore di fondo sono i motori perché siamo nell'ambito del motoraduno di questo fine settimana, però la festa del vino ha avuto sempre questo connubio, cultura, vino come vino di qualità e intrattenimento, e diciamo questo è un aspetto culturale che Bertiolo offre, perciò a tutti gli ospiti che arriveranno a Bertiolo io invito a fare una visita nella cappella minore. In fondo alla chiesa sulla sinistra c'è la cappella minore con questa chicca, qualcuno l'ha chiamata la Cappella Sistina del Medio Friuli, forse è un po' ambizioso come termine, ma sicuramente merita una visita. In che condizioni sono gli affreschi? Diciamo, sono stati portati alla luce, ci sono chiaramente, non sono nella loro interezza perché nel tempo ci sono state fatte, erano coperti da intonaci, poi sono state fatte le manutenzioni e alcune parti, soprattutto la parte bassa, sono andata persa, la volta invece è sensazionale. Manca ancora una fase dell'intervento che è quella di riportarli proprio alla luce nei colori originali, e quello sarà probabilmente il prossimo intervento quando ci saranno gli aiuti e i finanziamenti necessari. Quanto serve? Oltre 100.000 euro, dai 100 ai 140. Siamo alla pagina sportiva. Dopo il test in famiglia di ieri, finito con un pareggio firmato da Soppi e Nestorowski, l'Udinese ha svolto questa mattina un lavoro di scarico e godrà domani di un giorno libero, prima di iniziare da martedì pomeriggio a preparare la sfida salvezza di domenica prossima contro il Cagliari. Per il tecnico Cioffi sarà l'occasione per lavorare in particolare sulla tattica, ma una nuova settimana servirà a qualcuno anche per ritrovare brillantezza, soprattutto in difesa, dove la criticità è data dalla squalifica di Pablo Marí e dall'infortunio di Perez. Servirà a ritrovare l'apporto del miglior Nuitic, che sarà affiancato come nel test di ieri da Beccao e Zigelar. In avanti non è ancora al top Beto, mentre Nestorowski e Pussetto chiedono fiducia. Noi siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con Sport FVG per tutti i risultati del calcio dilettanti. Grazie per l'attenzione e buona serata.